Vertigo ti entra nella mente. Ciao ragazzi, siamo ritornati, noi di Vertigo, sempre operativissimi qui dalla nostra postazione web. E poi, come ben sapete, vi splittiamo in televisione, in seconda serata su TV7 Triveneta Network. Andate nel nostro sito per cercare insomma i nostri contatti e per capire meglio insomma dove potervi rivedere se partecipate, altrimenti state lì a sonnecchiare. Allora, io parto subito con i nostri contatti, gruppo tv7.com/vertigo, trovate tutte le info per quanto concerne le nostre web star presenti in Vertigo, sia passate che future. Non dimenticate che abbiamo una pagina social anche noi, come Dio comanda, quindi TV7 Vertigo in Facebook, cliccate mi piace, partecipate sempre alle nostre attività e soprattutto a ciò che vi proponiamo. Mandateci i video, mandateci i commenti, mandateci anche a quel paese, accettiamo tutto. Oggi grande special guest qui, quindi grande web star ospite a Vertigo, abbiamo Ciano di Dollywood Films. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ma sbaglio o ve la state mangiando alla grande? Nella diretta si fa un po' così, sto languorino, scusate Vabbè, alla faccia mia, non c'è problema. Ragazzi, o c'è un po' di nebbia da voi, quindi non state solo mangiando, ma state facendo festa con cose, non so, mi auguro non illegali, oppure sono il solito, insomma, la piattaforma Skype che un pochino ci frega, ma fa niente, basta sentirvi e basta, insomma, guardare i vostri fantastici video. Ciano, con chi sei lì? Allora sono con la mia compagna Azzurra e con Gia, l'ufficio stampa Hollywood. Senti, ma dei nomi tipo Francesca, Luisa mai, no? Non riusciamo, ci dispiace così. Ciano, ti dico una cosa, noi di TV7 abbiamo addirittura un canale tematico che si chiama TV7 Azzurra, lo dedichiamo a lei. Grazie. Con tutto il nostro cuore. Senti, allora, per chi mai in rete, non lo so, qualche folle non vi conoscesse, partiamo subito con un video di presentazione, quindi per quanto concerne il vostro lavoro, e dopodiché iniziamo a commentare. Prego. Che cazzo sei? Natalie, non sto più nella pelle. Non l'ho ancora detto a nessuno, ma il mio sogno diventa realtà. Ciao, Hannibal. Lo sai che quest'anno vado a Hollywood per seguire la magica notte degli Oscar? Sei contento? Le magneria tutta. Ma sai tu che uomo è Elisabetta? D'accordo, Giorgio, però ora devo andare, Sì, mi ma- parte il volo. Chiamami se ti senti solo. Simona, quando torni? Ferma cara De Rutti. Los Angeles, sto arrivando. Signore e signori, un annuncio importante. Vi aspetto tutti ad Hollywood. Un video di presentazione umile, devo dire, avete fatto le cose con modestia. Caspita, bravi, complimenti. Ciano, allora voi siete strafamosi insieme anche ad altri amici della rete per i doppiaggi di film storici o anche di personaggi come in questo momento abbiamo visto della televisione, quindi non solo cinema. Come nasce l'idea? L'idea, come al solito, per gioco si va a doppiare un film così in famiglia, io e Azzurra, ed è saltato fuori Avatar, la parodia, Sì, quello è storico. ha fatto questo successo e da lì non siamo più stati capaci di fermarci, perché a quanto pare ogni cosa poi ma perché si vede tanto Torri, c'è nebbia ragazzi. C'è nebbia grossa. Avete detto che state solo mangiando, ma qualche dubbio io ce l'ho. Secondo me, se in rete c'è anche l'antidroga, fra un po' arrivano. Brutto tempo che ci ha tagliato anche lo spettacolo di ieri Sì. a Mestre, che era favoloso, lo rifaremo il 13 luglio, però purtroppo dai. Peccato, spiace perché insomma c'era grande attesa per l'evento. Sì, ma con la nebbia non si vedono i video, dovevo attendere. Ciano, è che io sono di Milano, sono abituato, noi siamo abituati. Vi insegnerò come fare. Bene.
Senti, io però ho una brutta notizia, siccome quello di Avatar è storia, quindi vi volevo presentare anche con quello, vi avverto che credo che la rete ve l'abbia tolto. Non Non abbiamo abbiamo sentito assolutamente nulla. È una brutta notizia, insomma, sostengo, almeno stamattina ho cercato il vostro video per quanto concerne Avatar No. e la rete sembrerebbe che vi abbia tolto il video, è vero o no? Sì, YouTube ce l'ha fagocitato perché fa parte di quei video che abbiamo fatto della 20th Century Fox Sì. che con una filosofia loro ci vengono cecchinati alla grande. Sì. Noi siamo andati poi a metterli su Vimeo, quindi se vai là vedi che Lo trovi, certo. Era semplicemente per far capire anche un po' come funziona a chi si avvicina alle new entry, insomma, del mondo delle web star. Sappiate che spesso e volentieri andate a scontrarvi con questi problemi, quei problemi che riguardano, insomma, i diritti d'autore. Però per quanto mi riguarda, espressione personale, forse era meglio il vostro. Guarda, noi se potessimo parlare con la 20th Century Fox diremo che molta gente dopo aver visto il nostro è voluta andare a vedere l'avatar originale, quindi abbiamo anche fatto incassare dei soldi alla 20th. Esatto. Io prego allora chiunque stia ascoltando in questo momento Vertigo, postate nella nostra pagina Facebook TV7 Vertigo cosa ne pensate. Ha fatto bene, insomma, la 20 o invece abbiamo perso un capolavoro? Scrivetecelo, mi raccomando, postate i vostri commenti.